Mestieri all'opera Territorio Veneto, stiamo entrando nel merito di un progetto importantissimo di un'associazione, ma soprattutto di chi contribuisce e fa sì che queste cose si possano realizzare, lo diciamo sempre, sono chi ci crede, le aziende, gli sponsor tecnici oppure sponsor che si dedicano, anche avremo modo anche di conoscere. Abbiamo scoperto Staffilo, un'azienda di produzione di vino biologico, organico, con una filosofia molto attenta a questo, una filosofia familiare attuata nell'azienda, Pinot, giusto? Prosecco e Pinot. Prosecco e Pinot, ecco, insomma, l'ultima cosa, poi passiamo invece all'assicurazione. Dove lo troviamo questo vino? Sul web naturalmente? Sul web, eccolo, i canali. I migliori canali. Oreca sono? No, noi non siamo presenti all'Oreca, perché cioè noi cerchiamo di avere una filosofia più diretta col cliente, e quindi un prodotto più di qualità, senza offendere niente quelli dell'Oreca, certo, chiaramente, però le nostre bottiglie attualmente non hanno il codice a barre, questo ha un significato che facciamo una tiratura limitata e di qualità. Eccolo qua l'altro segreto è venuto fuori, tirano fuori tutte le cose, vengono fuori. Allora, tiriamo un po' fuori, broker assicurativi, siete una bella squadra. Siamo una bella squadra. Raccontiamo un po' chi è oggi il broker assicurativo e quindi il vostro gruppo che cosa fa, perché anche questo, un'assicurazione a volte si sminuisce, è invece molto importante. Con chiunque io parli dice sì, beh, ti puoi tutelare, ti fai un'assicurazione e una cosa, una l'altra, perché sei professionista, perché vivi in famiglia, perché hai una casa. È importantissimo. Certo. Allora, diciamo che il broker assicurativo è un intermediario assicurativo tra il cliente e le compagnie di assicurazioni. Principalmente si cerca e il broker viene scelto dal cliente e per serietà, per professionalità, per etica. E si cerca col cliente, intanto il broker non è collegato a nessuna compagnia. Infatti volevo chiedere questo. Quindi questo è importantissimo. Voi vi inquadrate, il cliente ha bisogno di questo e vado a pescare questo prodotto assicurativo. Esatto. Allora diciamo che non essendo legato a nessuna compagnia, il principale è tutelare il cliente. Per cui si parte, si cerca insieme al cliente un'analisi delle sue esigenze, per coprirlo nelle sue attività di vita o di professione o per la casa, quel che serve, e poi insieme si cercano le condizioni, cioè le polizze che servono, che completino di più le esigenze del cliente. Quindi potrebbe essere la polizza con una compagnia tal dei tali anziché un'altra, perché è più conveniente, quindi voi vi avvicinate più al cliente che non al tipo di... Sicuramente, il cliente... Quindi uno si aggancia a voi e voi... E noi cerchiamo assieme le compagnie che possano soddisfare le esigenze del cliente. Poi, avendo una forza contrattuale, riusciamo anche a ottenere dei prezzi, dei premi più bassi che se il cliente si rivolge solo. Ecco, io ho voltato lo sguardo verso Assioma, broker di assicurazioni, divisione medica. Perché divisione medica? Perché all'interno di Assioma io e la Silvia ci occupiamo principalmente di medici, della Facciamo collega vedere Silvia. dalla regia anche Silvia che è qui presente, che quindi ecco, che divisione medica. Io consiglio appunto a chi ci segue di guardare anche il sito perché è interessante, ci sono vari aspetti appunto da vedere, tutti gli ambiti in cui seguite la allora persona. Per i medici, poi io da quasi 40 anni mi occupo del settore medico, per cui si sceglie insieme in base alla specialità del medico e alle esigenze della specialità, si sceglie la compagnia che sia più adeguata e guardando anche ai premi che siano inferiori o che siano concorrenziali nel mercato. Ma anche per voi questa è una missione? Sì, certamente. Che cosa ha fatto nascere questa scelta di vita per il vostro gruppo? Perché poi siete anche tre amici, insomma, esatto, amici, che conoscono anche il discorso dei vini. Allora, che apprezzate i vini. Apprezziamo molti vini. Lo so che Silvia ha cercato. Apprezziamo anche i vini, la compagnia, poi è stato anche bello conoscere i mestieri all'opera, per cui formato da donne, per cui un valore aggiunto. Cos'è che alla professione date quell'aspetto? Allora, è la tutela anche della persona, la tutela dell'assicurato, un senso di protezione
degli eventuali avversioni della vita che di accidenti che possono esserci. E tendiamo a trascurarli, vero? Noi Sì, come italiani non siamo abituati, a parte l'assicurazione obbligatoria, la RC Auto, ma non è quella ma non solo. siamo predisposti mentalmente ad assicurarci. Possono essere purtroppo nella vita delle occasioni avverse, delle situazioni in cui è importante avere un'assicurazione. In tutti questi anni ho avuto dei casi in cui per fortuna c'era l'assicurazione a tutela della famiglia o della professione. Anche delle imprese, perché sto pensando al settore dell'agricoltura, purtroppo adesso sono... Esatto, e delle imprese, per cui è importante che ci sia coprirsi, avere degli ombrelli. Adesso anche la società va sempre peggio, ci sono sempre meno tutele, per cui le assicurazioni sono importanti in caso di avversità. Io direi che il compito del nostro gruppo è quello proprio di lavorare con etica, di lavorare con un senso di protezione del cliente. Forse è per questo che magari ci hanno scelto un pochino i mestieri, le donne di mestieri all'opera. Consigliera, sta pensando, lei si occupa di cultura, no? Quindi sì, anche di cultura. A noi mancano certe forme di cultura. Tante volte quando parlo con esperti di finanza, l'italiano non ha la cultura della finanza. Adesso stiamo parlando di assicurazione, noi siamo abituati al nostro cappello, lo Stato che dal punto di vista della sanità provvede, però ci manca la cultura dell'assicurarci, di darci una garanzia ulteriore. Parliamo con le persone che andranno in pensione un domani e non c'è la cultura di pensare a integrare. Non potrebbe essere un aspetto che si prende anche a cuore la Regione per cercare di diffondere questo tipo di cultura? Perché in questo caso qua, Mestieri all'Opera, in un modo o nell'altro, sta facendo anche cultura di queste professioni. Beh, certo, sicuramente potrebbe essere un argomento molto interessante da sviluppare anche in Consiglio regionale. Noi come consiglieri regionali possiamo legiferare per quanto riguarda ovviamente le leggi regionali, possiamo fare delle mozioni, possiamo anche diciamo, dare dei suggerimenti al governo, quindi sicuramente potrebbe essere un argomento interessante da sviluppare. Ecco, infatti volevo entrare a far capire ai nostri telespettatori il ruolo che ha il Consiglio regionale, sì, perché tante volte non è ben compreso. No, infatti. Voi avete un ruolo importante sul territorio, la vostra presenza, perché cogliete le esigenze, le istanze, tutti quelli che sono degli stimoli, e poi se riuscite a cercare di portare anche delle iniziative. Cantante lirica, se dovesse entrare negli uffici di Assioma, che cosa osserverebbe? Perché poi eccola, che cosa noterebbe in modo particolare? Che cosa la colpirebbe? Che domanda vorrebbe fare? Amore, intanto io da Assioma sono già entrata. Scusi, e la cosa che mi ha fatto tanto piacere, amore, è che la consulenza, lo dico qui in televisione, amore, è gratuita. Non mica domanda nessun soldino, niente, amore. Ma ci spieghi com'è entrata? Lei è entrata così. Amore, sai che io sono sbadata, no? E allora tante volte cosa mi succede? Di scivolare un po' dappertutto. E sono sbadata, e cosa devo fare? Sono sbadata. E allora mi hanno suggerito, ascoltami, anche per questo c'è un'assicurazione. E dopo è il discorso delle malattie, il discorso, insomma... C'è un mondo che non conoscevo, devo dire la verità, che noi ogni tanto questa cosa, come si può dire, la bypassiamo, perché diciamo ma sì, assicurazione con solite... Capiterà proprio a lei, insomma, no? No, e poi, ripeto, amore, guardala, mi sembra poi la Daniela è un tesoro, mi piace tanto, e sono andata, insomma abbiamo avuto questa consulenza e adesso abbiamo iniziato questo rapporto, ma poi io volevo sottolineare una cosa, tesori, che il Mestieri all'Opera è diventata una grande famiglia. Sono andata in tante aziende, sono andata in Stafilo, dovete vedere, sono andata proprio per i campi di Stafilo. Sono andata per i campi di Stafilo e non finivano più, gli ho detto amore prendiamo la macchina, perché ho detto qua sarei anche stanca di camminare, è vero. Ma ha assaggiato il vino? Ho assaggiato il vino, posso dirlo Roberto che mi piace tanto, rosé. Ecco, il rosé. Che il rosé? Il rosé? Sì, che il rosé a volte uno lo dice, ma il suo rosé, devo dirlo, mi piace tantissimo e ha gradito anche la signora Presidente, ve lo dico. Che sta zitta, amore, ma no, non è che, però insomma, ecco, abbiamo gradito molto. E sono andata in tutte le aziende, ne vedremo nelle prossime puntate diverse, e quello che mi è piaciuto
che abbiamo creato un rapporto, siamo una grande comunità, una grande famiglia, stiamo facendo rete uno con l'altro e questo deve essere, fare rete, aiutarsi, perché guarda dove stiamo andando a finire se non ci aiutiamo, amore, cosa facciamo? Il valore umano, deve ritornare il valore umano e anche insomma ogni tanto un po' il canto, è vero. Esatto. Volevo chiederle, le sue ultime performance, le sue ultime uscite, quali sono? Una volta ce ne farà sentire, in trasmissione ci dedicheremo, ci può onorare? Faremo anche questo, tesoro, sì, una puntata di 2 o 3 ore dedicata può bastare? Sì, ecco, va bene, sì, volentieri, faccio un bello show, volentieri. Ecco, benissimo. E adesso ho tanti appuntamenti, non ultimo degli altri video da girare che vi faremo poi vedere, abbiamo anche dei video natalizi, è vero, perché insomma ci stiamo avvicinando anche a quel periodo, ho dei concerti... Sperando che sia un Natale caldo. Sì, amore, se non è caldo lo scaldo io, venite a sentirmi, vi scaldo io, amori, non c'è nessun problema perché qua bisogna fare fronte a tutto, faremo fronte anche a questo. Un'ultima cosa, l'abbiamo vista in modo particolare, l'arrivo a Venezia in motoscafo, una discesa veramente amore, Venezia è stata per me l'apoteosi, il coronamento di un sogno grazie alla nostra regione Veneto, alla nostra consigliera Elisa, perché ormai abbiamo un rapporto, lei mi ha vista sul video di Camminerò e che avevamo tutto l'oasi di Porto Caleri meravigliosa e sul video di Incantico con tutte le bellezze della nostra Padova Urbs Picta e su tutti i video delle nostre aziende, insomma mi ha vista un poco dappertutto, amore, sarà anche stufa di vedermi. E con questa, cosa stavo dicendo, amore, non mi ricordo più. L'arrivo a Venezia. Ah, mamma mia, l'arrivo a Venezia è stato, tant'è che non ho neanche visto Brad Pitt che mi è passato era vicino, a fianco. Ma sì, amore, e non l'ho vista, ero troppo immersa con le mie aziende e con questa meravigliosa presentazione di Mestieri all'Opera Territorio Veneto e tutti che mi fotografavano e che mi chiedevano, e Brad Pitt, dopo la sua agenzia, è vero, mi ha contattata, adesso insomma ci sentiremo, è vero. Ah, questa è un'anteprima. Certo. Ma lei, Presidente, sa di queste losche trame che combina la consigliera, non lo so. Assolutamente sì, e fanno piacere anche queste. Consigliera, invece chiedo a lei, personaggi che ha visto transitare, perché lei era lì fissa. Sì, Brad Pitt era lì in quel momento, in effetti è stato schivato dalla cantante. Cioè l'ha schivato, si sono schivati praticamente. Sì, lì ovviamente è una passerella internazionale, passano per l'Hotel Excelsior per poi andare verso il tappeto rosso davanti al Palazzo del Cinema, quindi sicuramente anche solo passeggiando lungo le strade si vedono. Resta quindi la kermesse del tempo, sì. Nonostante è sempre sì, quest'anno si è sentita di più degli anni scorsi, sicuramente c'è stato, post-Covid, devo dire che la soddisfazione è stata tanta perché Venezia viene riconosciuta in tutto il mondo. Ti dirò che quest'anno tutti sapevano che andavo, è vero, e allora c'è stata una richiesta superiore, non è vero, una ripartenza grande, dappertutto è venuto fuori che la cantante lirica, è vero, sono scesa dal motoscafo, c'erano tutti che, eccola qui l'amore, ecco certo, perché io dispenso amore e sorrisi, e allora la gente mi vuole, cosa vuoi che ti dica? No, ma è vero. Se tornasse invece presente Stefania Miotto, cantante se ne vada un attimo, grazie. Stefania Miotto, Incantico e poi Camminerò. Sì. Due successi e 2 grandissime soddisfazioni. Sì, grandi, che si sono incuneate nell'ambito di questo progetto di Mestieri all'Opera. Assolutamente, non pensavo, perché insomma ci sono state molte visualizzazioni su YouTube, su Spotify, sulle varie piattaforme digitali, e mi ha dato molta soddisfazione. Sono 2 brani a cui tengo particolarmente perché sono dedicati proprio al territorio, l'ultimo Incantico appunto a Padova e alle meraviglie di Padova, sempre prodotti da Daigo Music, Daigo Video Produzioni, scritti da Giuliano Pastore e da me interpretati, un team anche dietro a Infatti dietro le quinte c'è una sarta, una truccatrice, vogliamo menzionarle? Esattamente, infatti stavo venendo proprio a questo, c'è un grande team dietro, è tutto padovano, perché c'è una costumista che è la meravigliosa Antonia Munaretti, che insomma merita davvero una menzione perché lei fa dei costumi favolosi, tra l'altro per tantissime compagnie
teatrali venete e non solo, e i suoi costumi sono adesso anche ad un museo in Austria, i costumi della commedia dell'arte fatti da lei, insomma è una grande soddisfazione. I costumi che mi fa lei poi sono fatti con amore perché sono proprio confezionati con le sue mani, con l'amore. Infatti l'abbiamo un costume era quello che lei indossava anche alla mostra del cinema, assolutamente. Che magari se dalla regia riusciamo a far vedere azzurro. Sì, turchese, l'abbiamo scelto insieme le stoffe, l'abbiamo pensato insieme, insomma. Ecco, sono tutte cose che hanno un'anima, un cuore, questo ci tengo sempre perché... c'è un grande team dietro queste cose che sembra così, invece c'è dietro tanto lavoro, tante persone, eccolo qua, tante persone che si danno a fare. Tra l'altro tutti questi vediamo degli inserti che sono stati fatti cuciti a mano, no? È tutto cucito a mano, cioè tutto un lavoro di ore pazzesco e anche proprio una creazione perché è lei che anche i modelli li pensa su di me, perché giustamente dice il costume deve essere fatto sulla persona perché la deve far stare a proprio agio, a suo agio e valorizzarla, quindi insomma avere queste persone, Antonia Munaretti è unica, infatti c'era anche lei con noi presente alla mostra del cinema. Allora andiamo, grazie Stefania. Presidente, ci faremo fare tutti i vestiti adesso? Sì, esatto, beh, ovvio, delle prossime puntate tocca. Potrebbe essere, non diciamo niente. Non diciamo nulla. Beh, però intanto siete belle colorate, quindi già vedo un bel parterre. Colorate oggi, io... ha fatto l'eccezione che di solito insomma spicca nel gruppo. Volevo chiedere un'altra cosa, perché tra l'altro lei Zio Max incarna Zio Max, che è l'azienda, la vostra azienda di famiglia di lei e di suo marito, no? Quindi anche e tutto parte proprio da là. Parte da là ma continua anche là, perché voi, cioè mi piace raccontarlo, poi ci sarà il capitolo a sé stante, ma perché nonostante il periodo, il momento che non vogliamo specificare com'è, vi siete ingranditi, vi state ingrandendo, state facendo degli investimenti, ci credete? Sì, noi ne parleremo magari un po' più avanti, quando abbiamo finito il nostro progetto. No, ma è importante per dare alle persone l'idea, come tutte queste aziende, che si può andare avanti. Cioè, assolutamente. Non bisogna, anche se il momento è brutto, bisogna andare avanti. Consideriamo che noi nella nostra vita, in particolare proprio io e mio marito, abbiamo fatto le cose più belle proprio nei momenti più meno indicati, che poi meno indicati per i periodi storici. Però noi abbiamo sempre creduto, pertanto abbiamo messo sempre una cosa in più, il nostro valore aggiunto, e diciamo che fino ad ora, a parte che eravamo ancora forse un po' più giovani, però noi crediamo molto nelle nostre forze, per cui sì. Anche in questo caso Zio Max è stato aperto nel 2013, per cui non in un periodo proprio... E se è ancora in vita è elemento di aver fiducia, ci darà entusiasmo ed ottimismo. Assolutamente, a parte qualche... Però insomma noi ci crediamo molto e anche noi ci crediamo assolutamente. Siamo giunti al termine, ma avremo ancora modo ovviamente di rivederci, quindi io devo ringraziarvi. La battuta di chiusura, consigliera, perché voi l'avete portata, cioè vi siete conosciuti, questo progetto è cresciuto, poi è andato appunto anche al Festival del Cinema, un momento importante, il Consiglio regionale ha puntato l'attenzione su questo come tanti progetti, quindi la valenza anche, come dicevo, del territorio di dare una mano in qualche modo, e questo lo potete fare voi. Ma certo, anche perché in questo progetto c'è tanto cuore, c'è tanto... Infatti lei prende a cuore le cose dove c'è cuore, questo è bello. Perché lo vedo, me lo trasmettono le persone, in questo caso Silvia e Stefania sicuramente l'hanno fatto, ed è per questo che ci credo anch'io. E credo che, essendo nato anche in un periodo difficile come quello del Covid, abbia appunto questo valore aggiunto. Grazie mille, grazie. Allora, siamo arrivati al termine di questo capitolo, la nostra trasmissione continua, ma io devo ringraziare e salutare i nostri ospiti. Allora stavolta incominciamo dagli sponsor, che sono importantissimi: Daniela Baraldo, Assioma Service SRL, con Silvia Pasquale e Marco Pivato. Marco Pivato che non è arrivato, ma non è arrivato, ma c'è assolutamente. Roberto Cogliotassis, Staffilo Organic Wine, Patrizia Sant, che è la moglie, l'anima creatrice di questa azienda. In un'altra occasione magari la faremo parlare, sicuramente. Stavolta vi siete divisi così i turni, grazie anche alla Staffilo. Stefania Miotto,
cantante lirica, la cantante lirica, anima di tutto il progetto, perché rende particolari tutti questi contributi, queste interviste, me le avete già visti e comunque li rivedrete. Silvia Marangoni, presidente naturalmente di Mestieri all'Opera, un'associazione no profit senza scopo di lucro che però ha una valenza anche culturale e sociale, ed Elisa Caminato, consigliere regionale. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie a voi tutti, vi lascio alla pubblicità, salutiamo i nostri ospiti e noi ci vediamo dopo.